Sicuramente i punti dove vengono fatti i tamponi sono attenzionati, anche alcune realtà produttive dove sappiamo esserci una certa effervescenza saranno attenzionati. Ecco, io mi auguro che comunque ci sia veramente questo presidio, ma senza necessità di interventi. Conto molto sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Controlli capillari ai punti tampone dell'ULSS 2 in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro sono quelli che Prefettura e Forze dell'Ordine stanno predisponendo, consapevoli che la messa in pratica del provvedimento creerà delle criticità e con esse dei momenti di tensione. Monitorate con particolare attenzione, dopo gli scontri di Roma, anche eventuali manifestazioni di protesta. Abbiamo fatto un comitato, devo dire che non abbiamo in questa provincia, diciamo così, notizie o così, sensazioni che ci possano essere manifestazioni che non si svolgano in un clima, diciamo così, di correttezza. Ho anche appreso stamattina dal questore che non ci sono al momento trevigiani coinvolti nei fatti di Roma, e questo mi pare anche importante. Un vulnus potrebbe esserci quello legato al fatto che, questo è evidente, insomma è conclamato e confermato dall'ASL, non si sarà in grado di fare il tampone a tutti coloro che al momento risultano essere lavoratori e non essere appunto vaccinati o comunque esentati, e quindi questo potrebbe provocare nei punti dove si fanno i tamponi qualche, diciamo così, voluta o non voluta situazione di tensione. Non giova a nessuno, prosegue Laganà, compiere azioni di forza per una pura questione di principio. Tenere conto che già andare in un luogo di lavoro senza essere in possesso del Green Pass comporta una sanzione, quindi evitare di fare anche così delle azioni di forza, perché poi è vero che si viene allontanati, ma si viene anche sanzionati. Domani pomeriggio il prefetto incontrerà il presidente di MOM, Giacomo Colladon, per fare il punto sui possibili disservizi sulla rete dei trasporti pubblici a causa dell'assenza di autisti e manutentori. È questo l'unico ambito in cui a ora c'è una reale preoccupazione. Qui, come per le possibili carenze sul fronte della raccolta dei rifiuti, conclude, ci si augura che si tratti di problematiche superabili dopo i primi giorni di rodaggio.